fondamentale, normativamente chiara, una questione che pone veramente la fine e il ritorno definitivo dell'acquisizione illecita dei patrimoni. E mi si chiedeva prima Catania, non è Catania, è chiaramente l'input che arriva dal centro, dal capo della polizia, ma proprio da un'esigenza giudiziaria. È chiaro che i questori della provincia, che hanno normativamente anche loro il compito di proporre questo tipo di attività, devono assolutamente creare sinergia. Noi nell'ambito della questura di Catania, che è territorio, come tutti sapete, di attività probatoria e giudiziaria molto importante, abbiamo intenzione di approfondire queste tematiche con indagini di polizia giudiziaria volte all'individuazione e l'acquisizione dei beni molto ma molto approfondite. Faremo presto un consuntivo proprio meramente patrimoniale, però dobbiamo rendere merito alla polizia, alla Guardia di Finanza, ai carabinieri di un'attività che prosegue la tipica attività che individua i soggetti. Quindi diciamo un finale che deve essere per lo Stato un finale assolutamente vincente.